Eccoci al termine della 10ª di campionato di Serie A2 Girone B, Hockey Sarzana contro Matera, una vera battaglia fino all'ultimo minuto, un Sarzana che aveva trovato 2 volte il vantaggio, poi il rimontone del Matera e 6-2, poi Sarzana è riuscito a trovare questa importante rimonta, risultato finale 7-6. Siamo con Andrea Perroni, termine di questa pressante partita, poi terminata in una maniera che non avremmo voluto certamente. Qual è il tuo commento però sulla partita e sulla squadra? Il mio commento è che purtroppo finché non miglioriamo sulla mentalità continueremo a fare queste partite, perché uno vede la partita e dice sì, bravi, ci avete creduto e tutto, ma purtroppo abbiamo una mentalità ancora da perdenti che ci portiamo dietro l'anno scorso. Perché iniziamo bene le partite e quando siamo lì che la incanaliamo nel verso giusto ci spaventiamo, non giochiamo come sappiamo fare, e la dimostrazione l'abbiamo data agli ultimi 5 minuti che quando tutti, e ripeto tutti, vogliamo giocare, siamo una squadra che possiamo veramente dire la nostra. Mi dispiace perché non riusciamo a capire che la mentalità fa la differenza, e questo però c'è da comunque prendere di buono risultato, ma dobbiamo lavorare sulla mentalità, perché non si può regalare sempre delle partite o comunque dei minuti per una mentalità perdente, perché abbiamo paura di perdere. Scusami, abbiamo paura di vincere. Abbiamo paura di vincere, questa è la mentalità da perdente secondo me. Detto questo, volevo fare i complimenti a Eiro Stefanucci, il nostro secondo portiere, perché è entrato in un momento della partita a dir poco clou. Quindi complimenti a lui perché ci ha retto in piedi, e continuiamo avanti così sperando di cambiare però mentalità, ecco, perché ci possiamo togliere soddisfazioni anche se non possiamo fare chissà cosa, perché purtroppo non potremo fare i playoff, però questo. Sono stato un po' lungo, ma penso di aver detto tutto. Ora lo sguardo è verso la prossima, un altro appuntamento difficile contro il Prato, che nella sua pista sa essere difficile un po' con tutti, no? Sì, assolutamente. Prato, anche se comunque non è nei piani alti, è una squadra molto rognosa, che difendono molto, lasciano un po' i contropiedi. Noi dovremo andare là a fare la nostra partita sperando che questo piccolo mattoncino della mentalità di non aver paura di vincere ce lo togliamo passo per passo.